Cirillo Menzato, una strage dimenticata, un momento della nostra storia di cui si parla poco e ci sono delle celebrazioni proprio in questi giorni. L'eccidio di Castello di Godego è avvenuto il 29 aprile 1945, a guerra oramai ultimata, quando invece molte truppe tedesche erano ancora nel territorio italiano e quindi stavano rientrando lentamente nel proprio paese, però loro si accanivano contro le popolazioni civili prendendoli come scudi umani e in questa circostanza in alcuni paesi del nord padovano vennero presi come ostaggi 136 civili dall'età di 14 anni fino ai 60-65 anni. E questa carneficina purtroppo è avvenuta in una situazione anche macabra, perché i tedeschi non è che si limitassero solo a fucilare, ma per accertarsi della loro morte con il calcio del mitra andavano a fracassare il cranio. Erano tutti civili, non erano armati, e tra questi anche mio padre, che allora aveva 39 anni e io ne avevo solo 3. Il papà a cui pantaloni si aggrappò il mio fratello Emilio, che non voleva assolutamente. Allora il tedesco gli puntò il mitra che lo voleva uccidere, e lui allora, diciamo così, dovette assolutamente a liberarsi e scappò per andare a raccontare alla nonna a circa 2 chilometri di distanza che stavano arrivando i tedeschi, che stavano prendendo prigionieri tutti i civili. Tutti questi anni ha voluto lottare proprio perché Sì, se ne parlasse, che fosse sì, ricordato questo sacrificio dei civili. sì, perché mi ero accorto che questa strage era abbastanza dimenticata, non se ne voleva parlare anche perché il dolore era così elevato che la popolazione cercava di evitare di affrontare questo discorso. Io invece ho ritenuto che fosse importante, soprattutto per trasmettere la memoria ai nostri ragazzi che non conoscono questa storia. Colgo l'occasione per ricordare la figura dell'onorevole Mario Saggin, che non è stato solo un nonno per me, ma è stato una figura importante per Padova, fondatore del Comitato di Liberazione Nazionale insieme a Concetto Marchese, insieme a Meneghetti, insieme a Trentino, insieme a Bergamo, Zago e Candido, l'unico che riuscì a fuggire dagli arresti e rimanere in clandestinità nella sua Padova e operare senza allontanarsi appunto dalla sua Padova, e soprattutto ricordo anche la sua firma nell'atto di resa del 28 aprile insieme al generale tedesco, e il quale è servito proprio per evitare l'attraversamento da parte delle truppe tedesche e le conseguenti carneficine e eccidi che si svolsero soprattutto nel nord della provincia di Padova. È stato membro della Costituente, è stato onorevole della Democrazia Cristiana col primo governo De Gasperi, è stato alto commissario dell'alimentazione, che è stata una figura di spicco che purtroppo non viene molto ricordato. Capita, però insomma dai, è giusto partecipare, siamo tutti con il cuore con il 25 aprile.